Allora, De Zotto. Uso le parole di Dünwalder che ha detto: non chiedete i soldi a noi, chiedeteli ai siciliani. Allora, vorrei spiegare per l'ennesima volta, anche in risposta a quel signore simpatico con i baffi, il penultimo, terzultimo che ha parlato. Allora, in Italia ci sono 20 regioni, 15 sono ordinarie e 5 sono a statuto speciale. Le 5 che sono a statuto speciale lo sono perché mangiano una quota parte della torta delle altre 15 regioni ordinarie. Quindi il Veneto non potrà mai essere regione a statuto autonomo perché bisognerebbe che qualcun'altra o Sicilia, o Friuli, o Sardegna, o Val d'Aosta, o Alto Adige, Trentino rinunciasse a dei propri diritti che hanno dal 46, da quando è entrata la Costituzione. Diritti, privilegi motivati dalla Val d'Aosta perché voleva andare in Francia, il Friuli perché voleva andare sotto Tito, la Sicilia perché voleva diventare uno Stato americano, statunitense, la Sardegna perché poveri erano pochi e malmessi economicamente, e il Trentino Alto Adige perché mettevano le bombe sotto i tralicci. Ora, bisogna raccontarsela tutta la storia. Se uno mi dice facciamo un sondaggio, io sono il primo che voterà sì, ovviamente, perché è stupido votare no. È stupido votare no perché siamo tutti italiani, la soluzione più stupida che ho sentito, siamo già abbastanza frammentati. Cosa vuol dire? Cosa si può fare se fossimo? Ecco, noi il residuo fiscale attivo del Veneto è di 20 miliardi di euro. Il gettito IRAP di tutta Italia è di 40 miliardi di euro. Quindi noi diamo il residuo fiscale attivo vale metà del gettito IRAP, quindi sostanzialmente avremmo, ciascuno di noi presenti stasera, 4.000 euro a testa da spendere ogni anno in più, da 20 anni a sta parte, quindi immaginate voi. Che poi qualcuno, nel nome dell'autonomia, voglia in qualche maniera, entriamo adesso nel vivo della faccenda, crearsi una verginità, perché c'è stato un passaggio che ha detto Salvini è il 12 e il 12 rimane. Il discorso della legittima difesa aveva cominciato Castelli qualche tempo fa, poi è andato giù perché chiaramente non era politicamente corretto, poi parliamoci chiaro, l'Italia dei Valori che aveva perso la visibilità si è inventata la raccolta delle firme, portando 2 milioni di firme che sono messe là perché nessuno poi riesce a portare i pacchetti di firme, farli trasformare, farli concretizzare in una proposta di legge. Allora io vedo che c'è più di qualcuno che sta approfittando di una certa situazione per rifarsi una verginità. Salvini ha il 12%, arriverà al 13%, forse al 14%, ma non potrà mai diventare premier, perché in Sicilia non posso, al di là della buona fede che possa aver lui, al di là delle parole giuste che dice, al di là dei ragionamenti corretti, non lo voteranno mai, perché è Salvini, non per altri motivi. Quindi caricarci adesso dell'autonomia, il buon Zaia ha anche ragione forse a portare avanti questo discorso. Allora, se va a votare il 90% dei veneti e l'80% di questo 90% vota sì al referendum per l'autonomia, chiaro, come è stato detto da un intervistato, che il passaggio successivo non può essere che l'indipendenza. Però se ci si basa soltanto sul risultato del referendum sull'autonomia, scordatevelo che l'autonomia non può arrivare per motivi algebrici, per motivi oggettivi, nel senso che il Veneto può diventare autonomo soltanto a spese della Sicilia. Allora, siccome ogni privilegio dopo un po' diventa un diritto, secondo voi, chiedo ai presenti e anche a chi ci ascolta da casa, secondo voi uno Stato, lapsus sì perché è uno Stato, ha le regole tutte sue, può una regione che da 70 anni vive di cassa degli altri dire beh sì avete ragione, vi torniamo indietro quello che vi spetta? Può la Sicilia ogni anno tornare indietro 20 miliardi di euro? Può Roma, che adesso assorbi 20 miliardi di euro nel nome del Sud, e non per il Sud, ma nel nome del Sud, può Roma da domani mattina dire abbiamo scherzato, tenetevi pure i 20 miliardi di euro che a noi nel nome del Sud non servono più? Se mi avete risposto sì almeno a una di queste domande, vi dico bravi e probabilmente mi sto sbagliando io, ma siccome le risposte saranno sicuramente no, sono falsi obiettivi che possono servire a livello di statistica, a livello di sondaggio, a livello di partecipazione, a livello chiaro però che si deve andare e votare sì.
problema di fondo è che in Veneto la politica non rappresenta il Veneto, la politica che si fa in Veneto non rappresenta il Veneto, ma rappresenta qualcun altro che da fuori gestisce il Veneto, perché tu guardi un film di qualche 20 anni fa, la Servetta parlava in Veneto, no? Lo sciocco, lo sprovveduto, se Veneto, in realtà siamo la prima regione nel volontariato, la prima regione italiana nella donazione di organi, siamo la prima regione in tutti, ecco. Però a noi dobbiamo stare zitti, buoni e là, perché i 20 miliardi di residuo fiscale attivo servono a Roma che li deve spendere nel nome del Sud. Scusi, De Giotto, vorrei fare una domanda molto Sì. pratica della, Sì. della signora che sta a casa e ci guarda. Sì. No? Ma se uno è, diciamo, così, molestato da qualcuno che continua a pestargli i calli Sì. e dice... Va bene, cioè si fa pestare i calli in continuazione. Quello che pesta i calli È autorizzato a farlo, no, certo. non si ferma. No? È un po' così la situazione. Allora, Cioè, io voglio dire, faccio se l'esempio. non c'è una risposta Faccio forte l'esempio e dura, l'esempio che faccio come sempre. fanno a convincerci che Allora qui io spero ancora per un mese e non mezzo si china la soltanto testa? che dopo 44 anni di contributi dovrei andare in pensione come insegnante, tra le altre cose. Io dico sempre ai ragazzi, se ho un bicchiere di vetro e lo butto per terra, ne faccio 4 pezzi al primo colpo. Se il bicchiere è di cristallo lo butto per terra 57 volte e non si rompe. Alla 58esima volta si rompe e va in 1000 frantumi perché è di cristallo. Altro passaggio, se metto un coniglio in una conigliera sta buono, se ne metto 2 si guardano, se ne metto 3 si guardano male, se ne metto 4 cominciano a mordersi. Il problema della... Perché io non mi chiedo quelli che vengono, ma qua fra 2 anni questi cosa faranno? Fra 3 anni saranno ancora... Io vivo a Venezia, vecchiette di 90 anni buttate per terra, voi sapete che una persona di 90 anni si può rompere il femore e sorgono problematiche ben diverse che se lo rompe un giocatore di calcio il femore. Ecco. Allora, 3-4 episodi in una settimana, sarà sempre lo stesso. Io a Venezia, dunque, ai piedi, di qua e di là di ogni ponte, c'è un diversamente pallido che mi chiede la carità molestandomi col cappello, sì, con la mano destra, mentre con la sinistra il cellulare. Allora io dico, racket. Un giorno ho chiesto, ma come fai? Come l'hai comprato? Me l'hanno regalato. Bene, e il traffico chi te lo paga? Ogni supermercato ha fuori una persona col cappello e col cellulare, a ogni ponte di qua e di là, poi ci sono quelli che vendono i razzetti, quelli che vendono... Allora a questo punto arriverà la guerra civile a un certo punto, perché quando diventa sopravvivenza, quando il bicchiere di cristallo sarà buttato giù per la 58esima volta, andrà in 1000 frantumi. Allora non saremo qua a dire ma dovevamo capire, sapere prima. Una battuta, i rumeni sono di 2 stirpi che si odiano tra di loro, perché i rumeni, quelli che noi chiamiamo rumeni sono rumeni e sono i settentrionali. Quelli che noi chiamiamo rom, sapete come si chiamano in Romania? Si chiamano Roma. E tra di loro non corre buon sangue. Mi spiego? Per cui distinguiamo anche là tra rumeni e Roma. Allora, arrabbiarsi con SMS non serve, uniamoci per far sentire la nostra voce. Il punto è proprio questo, cioè a Roma hanno la sensazione che qui, capito, va tutto in cavalleria, cioè puoi fargli qualsiasi cosa a sta regione e nessuno reagisce se non quando i romani hanno ucciso tutti gli etruschi, ne hanno salvato uno perché questi doveva parlare bene dei romani. Quando possiamo farlo anche il Veneto sto discorso, no? Allora io mi chiedo, i veneti che fanno politica e che tengono per Roma non si sentono un po' a disagio?